Rieccoci in diretta, abbiamo terminato poco fa, pochi minuti fa, l'edizione straordinaria iniziata alle 8 di questa mattina, prolungamento poi dell'edizione straordinaria di ieri sera dalle 21:15 alle 23:30, adesso apriamo la prima edizione classica e andiamo subito da Cristian Arboit a Breda di Piave per il passaggio della piena. Cristian. Esatto, sì Nicola, buongiorno di nuovo con me il sindaco Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave. Questo il Piave, vedete, l'acqua è davvero impetuosa, sta nel gergo correndo, sindaco. Sì, sta correndo fortunatamente, come è successo anche nei giorni passati. Sta arrivando al livello, però fortunatamente ancora la situazione è sotto controllo e lo rimarrà anche nelle prossime ore. Ci sarà un leggero aumento, ma che non comporterà nessun tipo di problema per la nostra comunità. Quindi la piena sta passando, passerà nei prossimi minuti, insomma. Sì, la stima era tra mezzogiorno e l'una il picco massimo, quindi ci siamo, ma è un picco che ormai ha già raggiunto, diciamo, il suo livello, quindi siamo tranquilli. Tra l'altro questo me lo sta confermando via SMS anche il sindaco di Zenzon di Piave, Daniele Dalanese. Come sapete a Zenzon c'è l'asta idrometrica, fra poco raggiungeremo anche Zenzon, quindi sono minuti importanti questi, sotto controllo, ma è da tempo che non si vedeva così il Piave. Mi diceva lei dal 2018. Il 2018 è stato l'evento più importante che c'è stato sicuramente. Qua siamo lontani comunque dal 2018, però a questi livelli, a lambire comunque questa parte qua, era effettivamente un po' di tempo che non accadeva. Fortunatamente, insomma, possiamo stare tranquilli e chiamarci anche fortunati. Ecco, qua siamo in piena area golenale, tra l'altro lei non ha evacuato nessuno, non c'è questo bisogno, perché anche nel tempo mi diceva sono state fatte delle opere di adeguamento. Sì, la fortuna è stata fatta un'opera importante da parte della Regione Veneto qualche anno fa. Noi abbiamo il centro operativo naturalmente aperto, ma non si è reso necessario fare nessun tipo di attività se non quella di informazione alla cittadinanza che siamo operativi. Ecco. Una cosa però la possiamo rilevare fin da ora, Nicola, la temperatura in un'ora e mezza si è abbassata di parecchio. Sì, è precipitata in un amen di fatto, sarà da mezz'ora che siamo 10 gradi almeno saranno calati, di fatto è molto molto freddo. Diciamo che rispetto allo scirocco che c'era ieri sera va bene così, decisamente. È un buon segnale anche questo, diciamo. Sì, decisamente aiuta l'acqua a defluire, quindi non solo per noi ma anche per i comuni limitrofi e rivieraschi sarà un buon segnale, sì, decisamente. Grazie sindaco Cristiano Mosole. Nicola, io ti restituirei la linea perché con Nicola Marcato adesso andiamo a Zenzon, anche lì insomma vi documenteremo questa piena del Piave, così davvero non si vedeva da tempo. Nicola, a te la linea. Che ci sta documentando da questa mattina insieme a Nicola Marcato dalle 8 di questa mattina il suo lungo viaggio che è partito proprio dal Piave ed è tornato sul Piave in questo momento. Nel frattempo abbiamo visto tanti volti di questa emergenza del maltempo. Abbiamo sentito le parole di Zaia e Bottaccini in queste ore, quindi il bilancio di una situazione che è andata, una situazione che ha portato a conseguenze migliori del previsto. Certamente numerosi i disagi, c'è però una vicenda che ovviamente tinge di nero questa situazione, queste ore di maltempo, e cioè la vicenda drammatica del 42enne Walter Locatello, il vigile del fuoco che è disperso da ieri. E ormai lo stesso prefetto Mariano Savastano ci diceva al microfono: le speranze sono sempre meno, è difficile essere ottimisti. Disperso dopo essere scivolato in un canale mentre stava aiutando il padre, stava monitorando col padre la situazione del canale. Fabio Fioravanzi è tornato a Puos dal Pago, dove incessantemente i colleghi, molti anche, ci diceva prima, fuori servizio, sono tornati oggi per cercarlo. Fabio, vedo che ci sono problemi con lo zaino, probabilmente dovuti anche al maltempo. Se riusciamo a collegarci, perché nel frattempo mentre tu... No, ci sono dei problemi. Allora facciamo così. Dovremmo ricollegarci, credo che dovremmo ricollegarci.
Credo che dovremmo ricollegarci. Io però vi faccio vedere queste immagini che hanno girato i Vigili del Fuoco, che sono relative proprio alle ricerche del Vigile del Fuoco disperso. Sono immagini di questa mattina. Guardate, i Vigili del Fuoco, ci sono anche i sommozzatori, stanno cercando, veramente battendo palmo a palmo per trovare almeno il corpo del 42enne disperso. Stanno scandagliando davvero tutta la zona. Stava controllando, era fuori servizio ieri sera, la situazione del canale del torrente, scivolato proprio di fronte agli occhi del padre. Era papà, peraltro, a sua volta da agosto, Walter Locatello, vigile del fuoco. Queste sono altre immagini, vi faccio vedere un altro video, sempre delle ricerche. La nota tragica di queste 48 ore, ultime 48 ore di maltempo. Forse siamo di nuovo in collegamento con Fabio Fioravanzi. Io ti sento, Maurizio, scusa, Nicola, ti sento, mi vedi? Adesso ti vedo e ti sento, vai tranquillo, vai. Ecco, perfetto, allora, come vedi alle mie spalle qui c'è la postazione di Vigili del Fuoco, lo facciamo vedere, dietro c'è anche il soccorso alpino, in fondo guardate quanti mezzi gli altri sono recati per le ricerche. Poco fa abbiamo parlato nuovamente col comandante del Gallo dei Vigili del Fuoco, le ricerche continuano, tra l'altro sono emersi anche dei fatti che aumentano la tragedia, perché quando lui è scivolato nel canale per alcune centinaia di metri dalle sponde, delle persone lo hanno visto, avrebbero tentato di lanciargli una corda, lui sarebbe forse riuscito a prendere ma gli è scivolata, lo hanno visto, parrebbe per centinaia di metri, che ancora lottava, combatteva per stare a galla, per salvarsi, dopodiché è sceso a valle, con il buio si è perso ogni contatto visivo con questo povero uomo che, ricordiamo, è diventato padre dopo tanti anni, appena nell'agosto scorso. Abbiamo visto e incontrato il sindaco di Alpago, che era un suo coetaneo profondamente scosso, lo conosceva, si vedevano in piazza. Le ricerche continuano, si parlava di 100 uomini, ma ogni istante che passa è un istante di speranza in meno. Con questo credo che sia tutto. Grazie. Bisogna, ha detto anche il prefetto, continuare a sperare, ma certo, è sempre più difficile averne la forza. Lo stesso prefetto ha detto sì, purtroppo il pessimismo in queste ore sta aumentando. Grazie a Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi. Chiaramente se nel corso della prossima ora dovessi avere novità, richiedici la linea. Ecco, questo dettaglio in più di persone che l'hanno visto, hanno cercato anche di aiutarlo ma non sono riuscite, davvero aggiunge dramma a una situazione, a una storia, una vicenda già drammatica. Restiamo sul maltempo, ci sarà ben poco spazio per parlare d'altro anche nel prossimo quarto d'ora, poi apriamo la pagina sull'ambiente con Andrea Ferrazzi. Avremo, lo ricordo, alle 12:45 anche il sindaco Mario Conte, presidente anche di ANCI Veneto, e in collegamento il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. A questo punto gli potremo anche chiedere la situazione a Vicenza. Vediamo a Padova il contributo sul ponte sul Brenta della redazione padovana, lo dico alla regia Alessandro Granziera e Fabio Faliero, che ringrazio, sono con me dalle 8 di questa mattina, quindi non è semplice. Eccolo qua, lo vedo, la provincia di Padova continua a monitorare l'andamento dei fiumi in attesa che arrivi a valle la piena. In via precauzionale chiuso il ponte sul Brenta di Carturo a San Giorgio in Bosco per rimuovere ramaglie che impediscono il deflusso dell'acqua, come ci racconta Francesco Ratai in questo contributo. Siamo con il sindaco di San Giorgio in Bosco, Nicola Pettenuzzo, che ringraziamo. Ci troviamo sul ponte di Carturo che collega Piazzola sul Brenta con San Giorgio in Bosco. Siamo qui perché il ponte è stato chiuso oggi per permettere la pulizia del fiume. Lo vedete qua sotto, ci sono molti tronchi incagliati e
bloccano il deflusso regolare dell'acqua. Il livello, lo potete vedere, è alto ma non preoccupa. Col sindaco infatti prima parlavamo, la notte tutto sommato è andata in maniera regolare e tranquilla. Sì, la notte è stata tranquilla, non abbiamo avuto particolari allarmi, quindi abbiamo tenuto monitorato il fiume come tutti gli altri canali che scolano verso il Brenta, e comunque sì, è stata una notte tranquilla nella nostra zona, fortunatamente. Appunto l'unica necessità è quella di chiudere il fiume per permettere le operazioni di pulizia. Sì, è stato deciso da parte della provincia la chiusura del ponte per permettere le operazioni di pulizia di tutti questi tronchi che si sono accumulati in queste ore, perché ovviamente la corrente li ha portati giù e hanno creato questa situazione, non dico pericolosa, ma quantomeno bisognosa di intervento quanto prima, insomma. Ecco, una criticità che state cercando di risolvere. Il fiume, lo vediamo, è alto, ma probabilmente l'avete visto anche più alto. Sì, l'abbiamo visto molto più alto. Negli anni passati ci sono state delle piene particolarmente importanti e quindi fortunatamente la situazione è ancora tranquilla e confidiamo, insomma, che il tempo si tranquillizzi anche lui e ci dia un attimo di respiro senza incappare in altre situazioni ancora più gravi. Ecco, al momento sta piovendo, le previsioni meteo però parlano di rasserenamenti nel pomeriggio. Sì, ho visto anch'io le previsioni, parlano di rasserenamento e comunque speriamo che anche in montagna, insomma, le precipitazioni calino in maniera tale da far defluire un po' il fiume con più tranquillità. Per quando è prevista la piena del Brenta? Ma non abbiamo informazioni precise su un'onda di piena, quindi penso che col calare delle precipitazioni di conseguenza che il fiume calerà sicuramente la sua portata. Ecco, un'ultima cosa, ringrazio anche Federico Cibotto che è qua con noi. Guardate il Brenta, però che potenza, è un fiume molto impetuoso, è storicamente un fiume che ha una grande forza, lo si vede dagli sbocchi che fa sull'acqua. Sindaco, il fiume racconta appunto di una situazione non preoccupante. No, infatti la situazione non è preoccupante, il livello è alto e il fiume si fa sentire, si fa vedere in tutta la sua forza e comunque, torno a ripetere, abbiamo visto piene molto più alte, molto più importanti. Per il momento la situazione è sotto controllo. Il Brenta è sempre un fiume comunque che si fa notare e quindi è giusto tenere monitorata e controllata anche la situazione dell'alveo, insomma. Purtroppo ci sono tante piante che morte cadono all'interno dell'alveo e con le piene vengono strappate dalle sponde e vengono portate a valle, insomma. Ecco, grazie al sindaco Nicola Pettenuzzo per essere stato con noi. Teniamo monitorata la situazione per il momento. Grazie a Francesco Ratai. Adesso invece parliamo del Bacchiglione in transito nel Vicentino, in attesa in serata nel Padovano una delle ondate di piena del fiume Bacchiglione. Il corso d'acqua risulta ingrossato a causa delle forti piogge cadute negli ultimi giorni. Il ponte San Nicolò, il livello è arrivato a 2,31 m, a Bovolenta 4,11 metri e a Padova tra il Bassanello e Voltavarozzo a 10,22 m, a ridosso del primo livello di guardia. Il vice sindaco di Padova tranquillizza i cittadini. Sono ore di apprensione in tutta la regione, abbiamo osservato e monitorato gli effetti di questo
temporale che da ieri sera e questa notte ha colpito la nostra regione ma tutto l'arco alpino. Adesso la cosa importante è vedere gli effetti di questa pioggia che è caduta sulle montagne e che in queste ore sta scendendo in pianura e scende attraverso il sistema di fiumi e di canali. Per noi l'osservato speciale è il Bacchiglione, l'abbiamo detto anche ieri, e stiamo controllando i livelli lungo l'asta del Bacchiglione. In questo momento sul Vicentino la piena sta passando, quindi arriverà attraverserà la città di Padova, quindi queste sponde tra una decina di ore circa. Noi saremo qui, già la Protezione Civile sta pattugliando gli argini per vedere anche lo stato, la situazione degli argini che sono la nostra infrastruttura di difesa da questi eventi. Noi non prevediamo quantitativi e livelli del fiume che possano impensierire la città di Padova. Padova è una città ben difesa perché lo scaricatore è il nostro scudo principale. In questo momento il ponte di Cavaia all'altezza del Bassanello è chiuso e quindi le acque di piena non entreranno nei canali interni alla città ma transiteranno per questo bypass che i padovani hanno costruito più di 150 anni fa proprio per difendere la città. Quindi osserveremo un innalzamento dei fiumi che dai dati che abbiamo misurato a Vicenza non impensieriranno la città. Comunque la situazione è da tenere monitorata, per questo la Protezione Civile è qui per valutare lo stato degli argini. Così a Padova, adesso andiamo velocemente in pubblicità. Rieccoci in diretta, vi faccio vedere anche dal sito del Gazzettino. In Veneto caduti 160 mm d'acqua in 24 ore, Zaia ha dichiarato lo stato di calamità, attenzione per le piene dei fiumi, 10 case evacuate sul Piave, in Friuli, Venezia Giulia, Frana, fiumi esondati, auto bloccate. Abbiamo raccontato insomma da ieri sera e anche questa mattina, abbiamo visto la conferenza stampa di Zaia e Bottacin alle 11:30. La situazione si sta lentamente normalizzando, però i danni ci sono stati e purtroppo c'è la storia di questo vigile del fuoco che non era in servizio, disperso perché è scivolato in un canale. Buongiorno e ben ritrovato oggi è venerdì ad Andrea Ferrazzi, presidente dell'associazione Persone, Ecologia e Reti. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, parliamo proprio di ambiente, perché oggi ci concentreremo con i sindaci per parlare della rigenerazione delle città, ma anche di i sindaci che devono fare i conti con dei tagli di risorse che potevano davvero servire per ripensare le città. Beh, la situazione è drammatica, la stiamo vivendo purtroppo anche in queste ore, ma qui basta una perturbazione, se più violenta, per mandare in tilt intere città, interi territori. E il problema è che queste perturbazioni sono sempre più forti, sempre più devastanti e diventeranno sempre più normali, sempre più strutturali, e quindi bisogna far fronte in maniera determinata. È chiaro che in questa direzione il ruolo delle città è fondamentale, perché il Veneto è un'unica grande costruzione, come abbiamo visto, distribuita su tutto il territorio, e contemporaneamente a questo c'è una responsabilità diretta degli amministratori che vanno sostenuti, perché non è possibile scaricare sui sindaci, sui primi cittadini, tutte le responsabilità e difficoltà nel gestire situazioni come queste. C'è bisogno di opere pubbliche, di bacini di laminazione, di allargamento dei bacini appunto in cui l'acqua possa distribuirsi in caso di piene, c'è bisogno di recuperare un sano rapporto tra il costruito e il territorio. C'è bisogno poi di operazioni che colpiscano, che facciano diminuire le emissioni che sono assolutamente nocive, cioè bisogna lavorare sia sulle politiche di adattamento sia sulle politiche di mitigazione, intervenendo in maniera drastica e immediata però su tutta la questione del rischio idrogeologico. Vede, il nostro paese purtroppo, tra i 27 paesi dell'Unione Europea, ha l'80% delle frane, dei dissestri idrogeologici dell'intero continente. Questo per una pluralità di motivi. Certamente c'è un motivo strutturale che è l'orografia, no? Cioè gli Appennini, i colli, le prealpi, le Alpi e via dicendo. È chiaro che quando tu vivi in una campagna pianeggiante, questi problemi di frane, non di inondazione, ma di frane, ce l'hanno un po' più mitigati. Però non è solo questo, è anche l'incuria.
è anche l'assenza di infrastrutture di qualità per assorbire le bombe d'acqua, è anche l'assenza di attenzione al nostro territorio, è anche un costruito che ormai ha occupato un sacco di spazi e quindi ci sono un sacco, diciamo, di fiumi, di torrenti, di ruscelli che non hanno più lo spazio fisico naturale per distribuirsi in maniera sensata nel caso di precipitazioni intensive. E allora dobbiamo intervenire capendo che non possiamo piangere la sera ogni volta per quello che è successo la mattina, ma dobbiamo finalmente fare un grandissimo piano di finanziamento, di investimento e certo il PNRR in questa direzione è una straordinaria occasione. Allora, noi partiamo proprio da qui e intanto c'è venuto a trovare il sindaco di Treviso Mario Conte. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, quindi insomma la situazione, chi meglio di lei può capire il polso degli amministratori. Dovremmo avere fra poco anche in collegamento Skype il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che peraltro reduce da ore un po' di apprensione per quello che per il passaggio della piena del Bacchiglione, quindi cercheremo, eccolo qua, lo vedo, si sta collegando. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, prima cosa le chiedo, mi dà un aggiornamento su Vicenza? Così restiamo sull'attualità? Sì, la situazione è in miglioramento, è stata molto preoccupante fino alla tarda notte, insomma l'ultima notte, in particolare il Retrone più che il Bacchiglione, però in questo momento la situazione è in miglioramento, stiamo a vedere, nel senso che comunque c'è l'allerta rossa idrogeologica fino a questa sera, quindi il COC resta il comitato operativo comunale resta aperto fino a questa sera, però in questo momento la situazione sembra migliorata. Allora, c'era ancora un blocco pubblicitario perché siamo andati un po' a scavalco con l'edizione straordinaria, pubblicità, e ripartiamo allora proprio con una tabella particolare che riguarda i fondi del PNRR. Allora, pubblicità e poi andiamo diretti fino alla fine. Allora, rieccoci in diretta. Abbiamo Andrea Ferrazzi, Mario Conte e Giacomo Possamai. Ripartiamo dalla tabella numero 1. Allora, partiamo da qui, se ce l'avete, grazie, così la vediamo, perché ci sono quelle risorse, no, la tabella numero 1, adesso la vediamo, eccola qui. Queste sono le risorse, i progetti che sono stati, diciamo, tolti, lo vogliamo spiegare, dal PNRR? Ma il PNRR è quel grandissimo finanziamento che viene dall'Europa, è stato, diciamo, consegnato a decine di paesi dell'Unione Europea, in particolare in Italia. Un finanziamento complessivo di 190 miliardi,5, è il più grande finanziamento pubblico arrivato nel nostro paese, addirittura superiore al piano Marshall, anche attualizzato ad oggi. Il piano Marshall aveva cubato, diciamo, per il nostro paese alla fine degli anni 40, inizio 50, circa 160 miliardi degli euro di oggi. Qui stiamo parlando quasi di 200 miliardi. È chiaro che è un finanziamento di dimensioni straordinarie che serve e deve servire appunto per mettere in sicurezza il nostro paese, creare coesione sociale, ripensare e quindi guidare la transizione ecologica e digitale in particolare, e poi lavorare contro, diciamo, il degrado sociale, il degrado urbano, contro il dissesto idrogeologico. Quindi una grandissima opportunità. Lei tenga conto che la legge di bilancio che verrà votata, diciamo, in queste settimane è inferiore ai 30 miliardi di euro. Qui stiamo parlando quindi di cifre assolutamente straordinarie e con ogni probabilità sono gli ultimi soldi che avremo anche a livello territoriale per i prossimi anni. Quindi stiamo parlando di un finanziamento importantissimo. Ecco, il governo ha revisionato, ha usato tecnicamente questo termine, il PNRR, di fatto togliendo questi quattrini che sono 15 miliardi 891 milioni e suddivisi in queste cifre. Sono stati revisionati, cioè tolti dal finanziamento 3 miliardi e 300 sul degrado sociale, 2 miliardi 494 sui piani urbani integrati, che insomma è un po' la polpa di quello che possono fare molti sindaci per la rigenerazione urbana contro il degrado delle città, 1 miliardo 287 contro il rischio idrogeologico, e vediamo in queste ore quello che sta avvenendo, e 110 milioni verde urbano ed extraurbano, e poi c'è tutta la questione 6 miliardi
sull'efficientamento energetico. Sono soldi che la gran parte andava direttamente ai comuni, questo, e quindi è un tema che si pone. Allora, Mario Conte. Ad onor del vero, per spiegarla bene tecnicamente, il governo ha anche detto che questi soldi verranno poi reintrodotti a disposizione degli enti locali, fondamentalmente anzi essenzialmente all'interno di due fonti. Il REPowerEU, che è un grande progetto europeo per ripensare la transizione energetica del nostro paese, e i fondi strutturali europei. Il problema è, se vogliamo dirla proprio tutta, che quando dei fondi sono finanziati, poi trovare altri fondi di finanziamento è quasi impossibile, e lo sappiamo benissimo. Mario Conte, allora, di fronte, sono cifre che lei conosce perché insomma poi i sindaci ne hanno parlato di questa situazione. Sì. Di fronte a queste cifre cosa dire e come ripensare le città dal punto di vista ambientale? No, tra l'altro siamo anche reduci noi sindaci dal grande appuntamento annuale della nostra assemblea di Genova, dove è intervenuto in prima persona il ministro Fitto, ovviamente sollecitato dalle nostre preoccupazioni rispetto a questo congelamento di fondi o spostamento, chiamiamolo come volete. La verità è che, per esempio, per quanto riguarda il Comune di Treviso, i cantieri che sono stati finanziati dal PNRR stanno procedendo regolarmente, quindi io non ho avuto sinceramente comunicazioni contrarie di sospensione del finanziamento, quindi c'è anche un po' di confusione amministrativa. Abbiamo chiesto al Ministro di far chiarezza, non tanto garantendo la copertura finanziaria, perché i sindaci si muovono attraverso gli atti, cioè io se devo aprire un cantiere mi serve il CIG, che è il codice identificativo, e con quello poi ho la certezza che le risorse ci sono. Quindi io al momento e tutti gli altri sindaci stiamo andando avanti, non dico in fiducia perché in realtà il CIG c'è stato anche emesso, però abbiamo chiesto garanzie al Ministro, garanzie che verbalmente sono arrivate. La giustificazione di questo congelamento, spostamento era legata al fatto che comunque molti, però io riferisco quanto mi ha detto il Ministro, poi io non ho sinceramente la situazione se non per il Veneto, che molti progetti sono tuttora in ritardo. I dati a noi ci dicono invece che i comuni sono tra gli enti che hanno meglio investito per il momento le risorse messe a disposizione, quindi insomma abbiamo chiesto che venga un po' chiarita questa situazione, anche perché dovessero venir meno queste risorse sarebbe amministrativamente parlando una catastrofe, non tanto il fatto che non manteniamo la parola con i nostri cittadini, ma soprattutto perché ci siamo già esposti con progettazioni e con inizi lavori, quindi io non penso che poi alla fine queste risorse verranno sottratte, però abbiamo bisogno di una carta che ci dia la serenità di poter guardare al futuro con ottimismo. Ricordo che le progettazioni che i comuni veneti hanno messo in campo rispondono perfettamente a quelle che sono le caratteristiche di questa straordinaria opportunità, come ha ben illustrato Andrea Ferrazzi, e quindi sono delle opere che andranno a migliorare notevolmente la qualità della vita nei nostri territori, partendo dalle periferie, la rigenerazione, l'efficientamento energetico. A dire il vero avremmo voluto fare anche molto di più. Ricordo che in una primissima fase della distribuzione di questi fondi hanno inserito un coefficiente di vulnerabilità sociale che di fatto c'ha, per noi veneti, che continuo a dire siamo virtuosi, siamo stati comunque inseriti nelle graduatorie ma non finanziati, perché quelle risorse sono state maggiormente concentrate ad altre zone dell'Italia che evidentemente manifestavano maggiori esigenze rispetto alle nostre, cosa di cui noi non eravamo assolutamente d'accordo, però insomma dico, le risorse che noi siamo riusciti a portare a casa sono comunque molto importanti per le nostre comunità, molto importanti per le nostre città e soprattutto oggi, anche alla luce di quanto sta succedendo, molto importanti anche da un punto di vista ambientale. Sì, c'è anche da dire che questa, diciamo, rassicurazione verbale che Fitto ha fatto all'Assemblea del Lancio è positiva, ma l'atto di revisione di questi fondi il governo l'ha già fatto, ha già mandato alla Commissione europea il taglio, la revisione appunto di questi 15 miliardi e quindi se la Commissione europea accoglierà questa richiesta del governo, poi il governo stesso dovrà o trovare le fonti alternative. No, le garanzie verbali erano legate al fatto che comunque quelle risorse verranno garantite, quindi se da una parte li toglie, lui ha garantito che con qualche altra
fonte di finanziamento verranno messe. Stiamo parlando di 15 miliardi, cioè l'equivalente di una legge di bilancio. Ecco. Esatto, lo so, però io ripeto, riporto quanto è stato dichiarato dal Ministro, perché io sono sindaco della città di Treviso, porto avanti gli interessi dei sindaci veneti, che devo dire, guardate, io lo dico sempre con grande orgoglio, io rappresento 563 sindaci in Veneto che hanno tutti i conti in ordine, cioè non esiste un comune in Veneto che sia in dissesto o in predissesto finanziario. Ecco, vorrei arrivare qui tra un anno a raccontare ancora questa verità, nel senso che non vorrei che per colpe non certamente degli amministratori ci trovassimo da qui a un anno con i comuni in grave difficoltà finanziaria. Possa mai? Hanno detto molto Ferrazzi e ho un ritorno, voi mi sentite bene? Ok, no, hanno detto molto bene Ferrazzi e il sindaco Conte. Aggiungo solo un passaggio in più che per me è preoccupante, che ad oggi la elevata probabilità, almeno stando alle dichiarazioni che abbiamo sentito, è che le risorse che vengono a mancare dal PNRR vengono recuperate sui fondi di coesione, quindi su altri fondi europei, diciamo i fondi normali, i fondi del settennato, che però sono fondi che comunque vengono sottratti ai comuni, cioè è un po' un gioco delle tre carte, nel senso che se così fosse sono risorse che dovevano arrivare ai comuni nei prossimi anni e che non arriveranno perché vengono messi a copertura dei fondi PNRR, quindi nei fatti non cambia nulla, anzi probabilmente anche peggio. Ecco, quindi qual è il punto? Che anche nella migliore delle ipotesi, e quindi se questi fondi dovessero essere trovati, in realtà sono fondi sottratti al futuro. Ecco, quale di quelle voci che lei vede nella tabella, insomma, la facciamo rivedere, la preoccupa di più se mancasse davvero poi alla fine la risorsa? Facciamo rivedere la tabella, eccola qua. Ma noi abbiamo sicuramente diversi fondi sull'aspetto del verde urbano e anche dell'efficienza energetica e sul tema della rigenerazione urbana che, diciamo così, andrebbero a essere messi in discussione. Però io su questo sono d'accordo con Mario Conte. Mi sembra molto improbabile che il governo non metta in qualche misura i soldi che erano previsti da PNRR, perché ci sono contratti firmati con le imprese, ci sono appalti già partiti, cioè sarebbe semplicemente folle anche dal punto di vista tecnico non finanziare quei progetti. Quindi non mi preoccupa tanto che non vengano finanziati quelli, mi preoccupa molto che verranno a mancare risorse importanti in futuro se il finanziamento arriverà dai fondi di coesione. Vediamo la seconda tabella, così la leggiamo insieme con Andrea Ferrazzi, la tabella numero 2. Eccola qua, il denaro e l'impegno dei comuni. Facciamo così, togliamo un secondo la barra dell'autonomia perché non riusciamo a leggerla, così la leggiamo meglio. Eccola qua. Allora, il denaro e l'impegno dei comuni. Cosa ci dice questa tabella? Ma questi sono soldi che vengono, diciamo, attribuiti direttamente ai comuni dal PNRR, perché noi ci dimentichiamo che non tutto viene gestito, diciamo, direttamente, speso direttamente ovviamente dallo Stato, gli organi dello Stato, ma grazie a Dio c'è la Repubblica, dice l'ultima norma di revisione costituzionale, non si articola, no, lo Stato non si articola, cioè la Repubblica non si articola più in Stato, Regione, ma anzi è la Repubblica che si articola appunto in Stato, Regione e via dicendo. E quindi c'è un'autonomia finanziaria pienamente riconosciuta anche a livello costituzionale. In virtù di questo i comuni hanno direttamente anche dei fondi da gestire e capiamo bene che non sono pochi quattrini, perché sono quasi 40 miliardi che sono stati appunto girati in maniera diretta per i progetti dei comuni. 40% di questo vediamo che per la rivoluzione verde e la transizione energetica. Ricordo peraltro che nelle 6 grandi voci del PNRR la voce che è finanziata in maniera più consistente è proprio la transizione verde e la rivoluzione verde, si chiama transizione ecologica. E poi c'è il 30% per l'inclusione e coesione, altri naturalmente quattrini fondamentali per i comuni, per i sindaci, perché ne va proprio la vita delle comunità locali. E poi ci sono altre voci, istruzione, ricerca e via dicendo. Questi sono fondi appunto che ballerebbero all'interno di quelli di cui parlavamo prima.
Mario Conte, ripensare le città con uno scopo, quello di rigenerarle, è un concetto che è recente, diciamo, non è un concetto storico. Ne abbiamo parlato spesso con Andrea Ferrazzi, è cambiata un po' la cultura, non ancora del tutto forse. No, è cambiata molto la cultura. Ricordo che è da poco concluso uno dei periodi storici più complicati, no, del dopoguerra, caratterizzato da una pandemia mondiale che ha dato un'accelerata importante su tutta una serie di temi e soprattutto ha di fatto modificato quella che è la sensibilità delle nostre comunità. Io non mi vergogno a dire che noi oggi ci troviamo a giocare la sfida del cambiamento delle nostre città con degli strumenti che però risultano essere anacronistici. Basti pensare, faccio un esempio molto banale per far capire ai telespettatori di cosa stiamo parlando, se da una parte spingi per la digitalizzazione, dall'altra non puoi non spingere verso la formazione e il rinnovo anche del personale delle municipalità, perché se da una parte tu dai degli strumenti digitali ma dall'altra mancano le competenze, capite che è un elemento che non è che è assolutamente fondamentale per compensare l'altro. Diversamente significa che questo processo di digitalizzazione ha funzionato soltanto nel binario delle tecnologie ma manca la competenza. Ecco, i comuni oggi stanno vivendo una fase particolarmente delicata perché oggi le comunità ci indicano una direzione precisa, c'è la sostenibilità ecologica che è diventato un tema sacrosanto che non può più aspettare, al quale però mancano le risorse per poter attuare questo cambiamento, perché noi dobbiamo incidere certamente sulle abitudini di ognuno di noi, ma per far questo noi dobbiamo investire per mettere nelle condizioni i nostri cittadini di cambiare le loro abitudini. Io penso... Un esempio? Che, no, le faccio un esempio. Quando siamo stati a Tallinn, dove abbiamo celebrato una grande vittoria di una comunità, quella trevigiana, e ci siamo confrontati con le migliori città a livello europeo, io vedo che a fronte delle idee che possono essere politiche, amministrative o di comunità, c'è anche una volontà da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni di investire in quella direzione. Quindi se noi dobbiamo parlare per esempio di limitare il traffico nelle nostre autovetture, noi dobbiamo investire nel trasporto pubblico, quindi efficientarlo, aumentare le corse, renderlo più economico, sostenere la realizzazione di piste ciclabili, sostenere l'utilizzo delle biciclette. Ecco, noi, parlavo anche con il collega Giacomo Possamo, talvolta siamo costretti a fare delle scelte per questioni di bilancio che vanno nella direzione opposta, perché se noi non aumentiamo oggi le tariffe per esempio del trasporto pubblico, la società di trasporto pubblico non sta in piedi da un punto di vista finanziario, quando il mondo ci dice che se tu fai pagare meno il biglietto degli autobus, probabilmente la gente con delle linee efficienti, con un biglietto meno caro, utilizza di più il mezzo, lascia a casa la macchina, inquina meno, meno traffico, meno. Ecco, allora noi che le idee chiare su dove vogliamo andare e su che città vogliamo ce l'abbiamo perché ci confrontiamo tutti i giorni soprattutto con quella fascia di popolazione che sono i bambini, sono i più piccoli, che ci dicono chiaramente che città vogliono. Vogliono una città meno inquinata, più vivibile, con meno macchine, con più parchi. Noi in quella direzione ci vogliamo andare, chiediamo semplicemente di poter avere gli strumenti e le risorse. Oggi manca il passaggio delle risorse ma anche degli strumenti, perché dobbiamo completamente rivedere quelle che sono le regole del gioco, perché troppe volte la burocrazia, i permessi, le autorizzazioni inchiodano un processo che non ha tempo di aspettare la burocrazia italiana. Giacomo Possamai. È molto vero, nel senso che tra l'altro devo dire anche in questi giorni abbiamo visto come i tagli rischiano sempre di ripercuotersi sui comuni. Penso al taglio previsto in finanziaria che speriamo che non arrivi ai comuni, che è un taglio pesante che andrà a impattare in maniera forte sui bilanci, ma penso anche ai tagli indiretti, cioè, faccio degli esempi concreti. Se com'è in questo momento le comunità per esempio non hanno posto per le persone in stato di tossicodipendenza, per le persone con disabilità, pensiamo all'RSA per gli anziani, cioè mancano tantissime quote. In questo caso chiaramente è la regione che in questi anni non ha avuto le risorse, non ha messo le risorse per investire in questa direzione. Poi sono tutti investimenti, tutte difficoltà
che cascano sui bilanci dei comuni. E quindi da questo punto di vista davvero io faccio anche un appello in vista della legge di bilancio: l'ulteriore taglio in questo momento non è sostenibile per i comuni italiani, o meglio è sostenibile ma di fatto diventa un taglio ai cittadini, non ai comuni, perché noi abbiamo provato per esempio a tenere ferma, e fino ad oggi siamo riusciti, il prezzo delle mense, il costo delle mense, nonostante tutti noi abbiamo sperimentato e vissuto nell'ultimo anno e mezzo, da quando c'è stata la guerra in Ucraina, l'aumento enorme per esempio dei beni alimentari. Allora, siccome il comune funziona come una famiglia, quindi compra i beni alimentari, noi tra l'altro abbiamo ancora le cucine del comune, anche per il comune sono aumentati tantissimo i costi dell'acquisto delle materie prime. Noi abbiamo tenuto fermi i prezzi delle mense fino ad oggi per non far ricadere anche questi aumenti sulle famiglie. È chiaro che se il governo ci taglia tutti i soldi che sono previsti in questo momento in finanziaria, misure come questa per noi diventano impossibili da mantenere. Ho voluto fare questo esempio per far capire che questi tagli del governo non è che vadano sui comuni, alla fine vanno direttamente nelle tasche delle persone. Intanto leggo un'ansa velocissima, perché se è vero che abbiamo avuto allerta e preoccupazioni in Veneto, il disastro è stato in Toscana questa volta, ormai una volta è l'Emilia Romagna, una volta la Toscana eccetera, ci sono stati 5 morti e diversi dispersi in Toscana. Erano almeno 50 anni che non pioveva con questa intensità in Toscana, dove il maltempo provocato dal passaggio della tempesta Ciaran conta almeno 5 vittime e sono caduti 190 mm di pioggia in 3 ore. Questo per dire come ormai questo erano almeno 50 anni, non era mai accaduto, è diventato una quotidianità, non sono più ormai erano almeno o non era mai accaduto. Allora, se vogliamo tornare sulla questione del ripensare le città a livello ambientale, non possiamo non passare dal cambiamento climatico. E il cambiamento climatico ha davvero mette sotto assedio le città, è così, può sembrare qualcosa di distante, invece è molto legato alle città il cambiamento climatico. Beh, ormai la maggioranza dei cittadini, anche della nostra nazione, ma questo a livello anche mondiale, vive nelle città. A livello mondiale ormai il 50% della popolazione, quindi 4 miliardi di abitanti del pianeta, vivono nelle città. E tutti i trend dicono che nel giro di pochissimo tempo sarà il 70% della popolazione mondiale che vivrà nelle città. Questo ha delle ripercussioni drammatiche, pensiamo per esempio anche a cosa vuol dire questo nello spopolamento della parte collinare, ma soprattutto delle valli alpine, per esempio in Veneto, con tutto quello che di negativo da questo punto di vista ne ricade. E allora certamente il cambiamento climatico, l'abbiamo già detto, purtroppo è già entrato nei nostri territori nel nostro tempo, non è una favola, non è una prospettiva futura. Lei diceva adesso dall'ANSA, 50 anni che non pioveva così in Toscana, ma è successo anche a maggio scorso in Emilia Romagna, no? Cioè, siamo passati nel giro di 2 settimane dall'individuazione da parte del governo del commissario per la siccità, vi ricordate il Po, e 2 settimane dopo esondazioni mai viste. Ma questa purtroppo sta diventando la norma, cioè la tropicalizzazione anche del bacino del Mediterraneo. E tempesta Vaia è stata esattamente questa cosa qui. Anche Vaia non l'abbiamo mai vista. 217 km all'ora di vento nelle valli alpine, nelle vette alpine non ci sono mai state, eppure è avvenuto. Ma l'intensità delle acque alte a Venezia, adesso c'è il Mose che la copre fondamentalmente, ma non c'è mai stata così. Se non ci fosse il Mose saremmo sotto acqua dalla mattina alla sera. Quindi vede, il cambiamento climatico fa sì che gli eventi estremi aumentino in dimensioni e in frequenza, questo avviene. E quindi c'è bisogno di un intervento strutturale, c'è bisogno di non lasciare soli i comuni, di non lasciare soli i territori, c'è bisogno di interventi per prevenire questo cambiamento da una parte e dall'altra per prendere atto del fatto che il cambiamento c'è già e quindi le politiche, come dicevo prima, di adattamento, cioè adattare i territori a un contesto climatico e dunque meteorologico che è strutturalmente modificato. Sì, no, sono d'accordo, dico anche che non abbiamo mai visto i chicchi di grandine con il diametro di 10 cm come quest'estate che ha flagellato. Ecco, mi ero dimenticato la grandinata, perché c'è stato veramente di tutto quest'anno. Siccome il dibattito sul cambiamento climatico, anche in questo caso, no, spacca a metà la comunità, c'è chi ci crede e chi non ci crede, però dico i fenomeni che stanno avvenendo
sono sotto gli occhi di tutti, quindi è giusto che ognuno mantenga le proprie convinzioni. È altrettanto vero che dei fenomeni meteorologici come quelli che sono successi negli ultimi anni francamente non si erano mai visti. Come giustamente evidenziava lei, non è una questione che succede una volta ogni 50 anni, qui ogni mese dobbiamo prepararci a vivere una nuova esperienza, soprattutto impreparati e senza nemmeno gli strumenti poi per porre rimedio ai danni che sono successi. Ricordo che soltanto quel passaggio della grandinata per Treviso sono stati quantificati a 800-900 mila euro di danni e per fortuna non sono state ferite persone, ma sono tutti danni materiali al patrimonio verde piuttosto che alle coperture delle abitazioni. Quindi è evidente che qualcosa dobbiamo fare. Cosa possono fare i sindaci di concreto? Perché poi guardate, io sempre in occasione dell'Assemblea di Genova sono intervenuto anche ad una tavola rotonda dell'ISPRA che ci ha un po' inchiodato con dei numeri scientifici puntando il dito sul consumo del suolo, però credo che anche qui dobbiamo essere corretti nei confronti di noi amministratori e soprattutto nei confronti dei nostri cittadini, perché oggi per esempio un sindaco non ha uno strumento per poter togliere un diritto acquisito nel tempo. Ricordo che oggi noi rispondiamo di scelte che magari urbanisticamente sono state fatte 20-30 anni fa. Allora noi da qui in avanti certamente dobbiamo agire in modo diverso, quindi i nuovi piani regolatori, il nuovo sviluppo della città, se non siamo tonti assumeremo delle decisioni totalmente a tutela dei nostri territori. È altrettanto vero che non possiamo autoflagellarci quando vediamo le edificazioni di nuovi spazi commerciali piuttosto che nuovi spazi residenziali che sono scelte e diritti acquisiti nel tempo 30 anni fa, a meno che oggi non ci venga dato uno strumento di trattativa con il privato dove tu gli dici guarda, per questioni ambientali non è più il caso che tu proceda con quel tipo di intervento, sediamoci attorno a un tavolo perché ho delle soluzioni alternative. A Treviso siamo riusciti in un caso a fermare una lottizzazione e a sostituire la cementificazione con un parco urbano, ma è stato un caso fortunato dove c'è stata sensibilità da parte del privato che ha trovato un punto di equilibrio con una proposta alternativa da parte dell'amministrazione che ha calato quel credito edilizio in un fabbricato esistente, però succede una volta e non è detto che ci sia sempre questa disponibilità. Quindi voglio dire, anche nell'attaccare sempre i sindaci, che poi la colpa è sempre del sindaco, ma su questo sia io che Giacomo che tutti gli altri sindaci ormai ci siamo abituati, è altrettanto vero che ai cittadini bisogna raccontare le cose in modo corretto. E allora da qui per il futuro le decisioni che noi assumeremo devono essere assolutamente a tutela dell'ambiente. Da qui per il passato dobbiamo cercare attraverso il dialogo e attraverso la sensibilizzazione di provare a cambiare quelli che sono dei diritti acquisiti nel tempo da parte di privati che magari 30 anni fa hanno deciso di investire. Magari è un problema di leggi che non ci sono, adesso arrivo subito proprio su questo con Ferrazzi. Possa mai, la sua esperienza, è vero, ci sono eredità del passato che non è possibile evitare urbanisticamente parlando? Sì, tante volte sì, nel senso che penso proprio agli aspetti urbanistici, cioè ci sono aspetti urbanistici, ci sono diritti acquisiti, raccontava Mario Conte tra le righe nel racconto che faceva della situazione trevigiana, dove ti ritrovi di fronte a una condizione di diritto da parte di chi ha investito, di chi appunto ha maturato un diritto amministrativo, ed è molto complicato se non con la moral suasion, con una trattativa, con una discussione, ma che può anche trovare, diciamo così, l'interlocutore dall'altra parte assolutamente sordo, trovare una soluzione diversa. È altrettanto vero, e ci tengo a riprenderlo, la prima parte del ragionamento, nel senso che è chiaro che con il cambiamento climatico che stiamo vivendo ci sono due tipologie di aspetto. Uno è come mettiamo in campo tutte le iniziative possibili per bloccare l'impatto fortissimo che ha l'uomo, che ha nell'attività dell'uomo sul cambiamento climatico, perché è chiaro che abbiamo ogni giorno fenomeni atmosferici più estremi che ci dimostrano quanto l'uomo e l'attività umana abbia fatto danno all'ambiente, e quindi questo è un primo aspetto. È altrettanto evidente però che anche se tirassimo il freno a mano questa mattina per vedere degli effetti da questo punto di vista ci vuole molto tempo, quindi l'altro pezzo del ragionamento è
come costruiamo un adattamento del territorio, la nostra capacità di sopportare fenomeni atmosferici estremi. I bacini di laminazione sono un esempio, no? Cioè noi senza il bacino del dominio probabilmente ieri saremmo andati sott'acqua, comunque ci saremmo andati veramente vicini come nel 2010. Ma il ragionamento che faceva prima Mario Conte sui chicchi di grandine, cioè i chicchi di grandine che cadono negli ultimi tempi sono i più grandi mai visti. È evidente che tutti questi fenomeni atmosferici estremi ci obbligano ad attrezzarci a sopportarli in maniera diversa da quello che abbiamo saputo e potuto fare negli anni scorsi. Allora, diceva prima anche Mario Conte, ci saranno magari degli strumenti, può essere una legge uno strumento, le leggi attualmente sono all'altezza della situazione? In Italia ci troviamo in una situazione che è un po' folle. Pensi che la legge urbanistica di riferimento, che queste cose le ho anche toccate con mano da assessore all'urbanistica e all'edilizia del Comune di Venezia e da coordinatore dell'ANCI nazionale proprio su queste cose. Quindi il lavoro da tempo, diciamo così. Ma la legge di riferimento nazionale è del 1942. E il decreto interministeriale, quello che ha la Bibbia, diciamo, degli assessorati e dei tecnici dei comuni, è del 1444, quello che definisce le altezze, le densità urbanistiche nelle città, le finistrature, le distanze da edificio a edificio. Altri mondi del tutto diversi. Mondi in cui appunto c'era il problema, nel 42 c'era la guerra in corso, nel 68 c'era il boom economico, c'era il boom demografico, c'era un problema di ricostruzione di tutto, diciamo, il tessuto industriale del paese, di ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale delle infrastrutture, cioè un'urbanistica che andava esattamente ad espandersi, no? E adesso invece è esattamente l'opposto che dobbiamo costruire. Io da capogruppo in Commissione Ambiente e Territorio del Senato avevo presentato un disegno di legge che era sulla rigenerazione urbana, eravamo un passo lì per votarlo, per rivedere complessivamente tutta questa follia, no? Per non lasciare solo i comuni. Ma lei pensi che nel paese dei 100 comuni, nato proprio dai comuni che storicamente si sono costituiti e hanno creato poi attraverso la storia appunto l'unità nazionale, bene, lì non abbiamo un'agenda urbana, cioè il governo non ha, ma non sto dicendo questo governo, cioè tutti i governi, non hanno un'agenda urbana, non esiste un luogo sotto la voce governo per definire insieme ai sindaci, comuni e territori delle politiche strutturali per il rilancio delle città. Ma questo non esiste, in Francia non è così, in Spagna non è così nei paesi del nord Europa. C'è sempre un organo di governo che affianca i comuni nella costruzione. Manca il luogo, come si dice, della governance di questo processo e anche per costruire le cosiddette policy, cioè le politiche, e dove definire poi finanziamenti strutturali, perché anche sulle città siamo saltati da bandi anche meritevoli, il piano città si ricorda e via dicendo, ma poi con buchi di innumerevoli anni, quindi senza quella continuità assolutamente necessaria. E dunque la conseguenza di tutto questo è che c'è un articolato legislativo che è assolutamente folle, i sindaci non hanno una guida, un orientamento a livello nazionale nei investimenti strutturali e i risultati purtroppo li vediamo. Una legge, ci vorrebbe una nuova legge sull'urbanistica? Sì, non basta la legge, nel caso dei diritti acquisiti servono anche in questo caso risorse. Io non vorrei essere ridondante, ma senza le risorse, che però mettere risorse significa credere in un vero cambiamento, nel senso che non vuol dire soltanto spendere o investire, significa sposare una progettualità, nel senso che se tu parli di diritti acquisiti e lo vuoi rivedere quel diritto acquisito, ovvio che va compensato, no? Certo. E allora ci sono tanti modi per compensarlo, il tema del credito edilizio è certamente un tema, però voglio dire, sono davvero tanti i temi sui quali noi risultiamo essere anacronistici, e lo dico a fronte delle esigenze che le comunità manifestano quotidianamente. Tempo fa si parlava del tema della casa, per esempio l'ultimo piano casa di questo paese è del piano casa Fanfani, che se non sbaglio risale agli anni 50, 60, insomma capite che è passata una vita, ma al di là della conta degli anni che sono passati sono proprio cambiate le caratteristiche, le sensibilità, le esigenze, e continuare a lavorare sempre con gli stessi strumenti rispetto a sfide che sono totalmente nuove credo che sia sbagliato. Sul tema ambientale io faccio sempre questo esempio
che secondo me è emblematico. Fino a 10 anni fa nei comuni non esisteva la figura dell'assessore all'ambiente, ma addirittura nelle strutture la delega all'ambiente da un punto di vista dirigenziale veniva affiancata o ai lavori pubblici o all'urbanistica, dipende dai comuni, ma non c'erano delle competenze specifiche su questo tema. Questo per far capire quanto in 10 anni è cambiata la sensibilità. Oggi il tema ambientale è un tema al centro dell'agenda politica di ogni amministrazione, indipendente dalle dimensioni. Io credo però che per esempio su Treviso ci sia un modello che anche da un punto di vista del cambiamento dello sviluppo delle nostre aree sia davvero un buon inizio, che è la Grande Treviso, cioè quindi Treviso capofila di altri 18 comuni dell'Interland che condividono. Siamo partiti con il progetto per esempio Bike to Work, ma il secondo passo è quello di condividere delle politiche urbanistiche, le politiche ambientali, la viabilità, cioè non più ragionare da singolo comune confinato all'interno del tuo territorio, ma dialogare e cominciare a ragionare da comunità. Quindi bene i campanili, che sono una caratteristica del nostro paese e del nostro Veneto, male i campanilismi. Cominciamo a dialogare, cominciamo a condividere, cominciamo a mettere in campo anche progettualità di area vasta. Noi come Grande Treviso per esempio abbiamo presentato da poco il master plan di un progetto di piste ciclabili che prevede 150 km di piste ciclabili che uniscono questi comuni, in modo tale che tu non devi realizzare una palestra, un campo da calcio, una chiesa, faccio degli esempi assurdi, in ogni singolo comune, ma magari agevoli il passaggio da un comune all'altro che distano 5 km. Io faccio sempre l'esempio che da Piazza dei Signori al comune di Villorba, piuttosto che di Silea, piuttosto che di Quinto, sono al massimo 5 km, ma siamo due comunità diverse con le stesse esigenze. Osamai, c'è bisogno che le leggi siano al passo coi tempi e molto spesso non lo sono. Questo senza dubbio, ed è anche molto vero che serve un coordinamento molto più forte. Quello che stanno facendo su Treviso lo stiamo provando a fare anche su Vicenza, nel senso che il capoluogo con i termini è inevitabile che debba pianificare insieme. E l'altra cosa è che poi le misure che lo Stato mette in campo per i comuni non basta che siano solo, diciamo così, leggi, come si diceva prima, sono d'accordo. Servono finanziamenti e soprattutto finanziamenti che abbiano un senso. Io vi faccio un esempio concreto. Noi abbiamo molti progetti PNRR, circa 60, ottenuti in gran parte dalla precedente amministrazione. C'è un punto però, e cioè che nel frattempo questi progetti PNRR, molti sono esplosi di costo e oggi sono difficilissimi da mettere a terra. Il tipo di, diciamo, riconoscimento economico che che lo Stato dà rispetto a questa esplosione di costo c'è, ma è minimale, e quindi rischia alla fine di tradursi certo in un'opportunità, ma in tanti casi in un aggravio, in un elemento di grandissima difficoltà per l'amministrazione comunale, questo per completare le opere, senza contare un altro aspetto che però è rilevante. Vale per le regioni, questo vale per i comuni. Vi ricorderete il grande dibattito in regione, ho avuto la possibilità di fare consigliere regionale in questi anni. Una delle grandi questioni era ci danno i soldi per fare le case della comunità, ma non ci danno i soldi per metterci dentro gli infermieri, i medici, cioè rischiamo di fare delle scatole vuote. Nei comuni rischia di capitare una cosa abbastanza simile sugli asili nido, dove ci sono risorse importanti per gli investimenti, per la costruzione di nuovi asili nido, ma i soldi per pagare il personale da mettere dentro gli asili nido, dove andiamo a trovarlo? Questa è una questione enorme davanti alla quale per esempio il comune di Vicenza si ritrova, perché noi siamo contenti di poter ampliare il numero di posti, ma senza risorse vere diventa molto difficile poi poterlo garantire. Ferrazzi, gli ultimi 2-3 minuti, chiudo con lei. Quali devono essere le linee guida delle città? Ma intanto bisogna pensare a una nuova norma assolutamente, che vuol dire anche nuovi finanziamenti, però strutturati nel tempo, cioè continuativi, in modo tale da permettere una programmazione seria e adeguata da parte dei comuni. Bisogna superare la logica dell'urbanistica espansiva che consuma il territorio, l'abbiamo già visto come il Veneto è al primo posto con la Lombardia, e passare a una logica di urbanistica rigenerativa.
che trasformi le città, che utilizzi i già costruiti, vecchi ospedali in disuso, vecchie caserme in disuso, scuole in disuso, che se non ricostruiti peraltro diventano ricettacoli di degrado. E quindi su questo bisogna fare una grandissima accelerazione. Sul piano territoriale bisogna giustamente, lo diceva adesso Conte, possa mai lavorare sull'area vasta. Però vede, c'è una grande contraddizione, ci sarebbe già nel nostro paese l'organismo della politica di area vasta anche dal punto di vista urbanistico, che sarebbero le province o le città metropolitane. Bisognerebbe iniziare a dire che non funzionano, bisognerebbe iniziare a dire che probabilmente anche là bisogna ripensarle, revisionarle, perché non stanno funzionando. Spesso funzionano poco male le province, funzionano molto male le città metropolitane, questo lo dico in maniera, insomma, vedendo i dati e studiando quello che sta avvenendo, perché esattamente per superare il campanilismo e costruire delle politiche che servono a tutti i cittadini bisogna pensare in grande. Per pensare in grande ci vuole un organo di governo istituzionale capace di fare questa sintesi e di governare il processo. Credo che una revisione da parte di questo Parlamento anche sulle province sarebbe assolutamente opportuna. Flash, così chiudiamo su questo? Sì, sono assolutamente d'accordo. Credo che tra l'altro il governo stia riprendendo per mano il tema delle province, ridando un senso a questo ente che, se ben amministrato e se con delle deleghe ben precise, può diventare strategico a livello di una pianificazione, di una nuova pianificazione non solo urbanistica ma proprio anche concettuale, di mentalità dei nostri territori. Oggi continuare a lavorare da singola municipalità significa come non essere al passo con i tempi, e soprattutto si rischiano di perdere dei treni importanti che l'Europa ci mette a disposizione. Io lavoro sulla Grande Treviso per superare quella soglia dei 300.000 abitanti che a livello europeo ti spalanca le porte di una serie di opportunità che solo aggregando tutti i comuni che stanno attorno a me riuscirei a far godere alle comunità, alla mia comunità che ha le stesse esigenze della comunità che dista 5 km. Possa mai? Un minuto proprio. Sì, stiamo mettendo in campo una cosa simile anche a Vicenza, coordinando la città con i comuni contermini, perché abbiamo di fatto gli stessi problemi dimensionali di Treviso, ed è anche molto vero che la riforma delle province, così come appunto quella delle città metropolitane, poi andavano insieme, è stata una riforma incompleta perché ricordo era pensata insieme al referendum del 2016, quello che poi fu bocciato. Quindi da questo punto di vista è chiaro che quella riforma va completata, perché oggi le province sono un ibrido in cui non è chiaro fino in fondo né le funzioni, o meglio le funzioni le avrebbero ma tante volte non hanno le risorse e non hanno il personale per portarle avanti, e soprattutto non è chiaro tra provincia, comune e regione, ma questo sarebbe un tema molto più vasto, chi fa cosa in tantissime circostanze. Quindi su questo fronte sarebbe davvero opportuno che il governo decidesse di rimetterci mano. Siamo in chiusura. Ferrazzi, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo sulla pagina Facebook di Andrea Ferrazzi. L'ho tolta perché poi è passato il tempo. Ah, ok, va bene, allora lo rimetteremo più avanti. Di cosa parliamo la settimana prossima? La prossima settimana avremo ospite Enrico Giovannini, che è stato ministro di più governi di questo paese, e lo invitiamo fondamentalmente come presidente dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che è quell'organismo che unisce 300 enti, più di 300 enti a livello nazionale, che è diventato il punto di riferimento sulla transizione, sugli obiettivi, appunto i 17 obiettivi delle Nazioni Unite, sia a livello locale che internazionale. Voglio ricordare per esempio che nell'Assemblea delle Nazioni Unite dello scorso mese a New York fu proprio lui a rappresentare la società civile del nostro paese, quindi un grandissimo esperto, e ragioneremo con lui su questi e altri temi. Alle 13 della prossima settimana. Grazie a Andrea Ferrazzi, grazie al Sindaco Mario Conte, grazie al Sindaco Giacomo Possamai. Vi lascio il film Royal Weekend con Bill Murray, subito dopo il meteo e la pubblicità. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'intensa perturbazione che ha portato maltempo e venti burrascosi sul nostro territorio abbandona l'Italia. Lo scenario resta comunque piuttosto movimentato. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di venerdì 3 novembre evidenzia una situazione instabile. Nel complesso avremo fenomeni da diffusi a sparsi, anche a carattere di rovescio, meno probabili sul veneziano e sul rodigino. Piogge in diradamento con il passare delle ore. Forti venti di libeccio e temperature sostanzialmente stazionarie, minime infatti comprese tra 5 e 8 gradi, massime tra 11 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo piogge estese, anche temporalesche e intense, alternate a locali schiarite. Sulla costa mareggiate e possibile acqua alta. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni piuttosto diffuse, con il passare delle ore via via più rare. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.